Buon pomeriggio signore e signori, eccoci tornati su Round 2 Total War. Iniziamo con questa grafica dall'alto che ci fa vedere quanto si è espansa la nostra Roma nel tempo, quanto abbiamo resistito alle pressioni esterne che hanno cercato di tirarci giù, fondamentalmente. Possediamo quasi tutto questo territorio e bene o male è più o meno tutto sotto il nostro controllo. Più in dettaglio invece andiamo a goderci la guerra Pergamo-egiziana. Eccola qua. L'Egitto ormai è veramente scomparso. È presente solo in Siria, nella parte di Cipro e qualche città qua con Tiros. Però ormai l'Egitto è veramente l'ombra di se stesso. Non è più il grande Egitto che governava tutta questa zona. Ora al suo posto c'è Roma. Dobbiamo stare attenti però perché l'Egitto non è sconfitto. Qui abbiamo sicuramente delle loro armate. Qui c'è una flotta enorme guidata dall'ammiraglio Trollios che potrebbe sicuramente darci delle problematiche a livello costiero un po' in giro. Qui abbiamo il faraone, eccolo qua, Cheremone si chiama, che potrebbe tranquillamente darci noia in questa città. Infatti abbiamo dovuto lasciare una legione. Insomma, non siamo messi benissimo. L'unico colpo, diciamo, di fortuna, mettiamola così, è che siamo riusciti nello scorso episodio a liberare l'insediamento di Tessalonica da un possibile attacco molto probabile della flotta di Pergamon che stava proprio al largo della città, e ora con la nostra flotta dobbiamo decidere se attaccare l'ammiraglio oppure andare a difendere queste coste. Abbiamo una legione, quella di Appio V Silano, che può sicuramente andare a difendere in maniera più importante rispetto alla flotta queste coste e lasciare poi magari la flotta libera di agire nel Mare Nero. Però è difficile, ragazzi, cioè sono tante cose da valutare. A nord invece la situazione, come vedete, è tragica, nel senso che abbiamo solo due legioni che possono difendere tutto il confine e sicuramente la parte ad ovest in Aquitania è quella più vulnerabile proprio anche a livello di insediamenti. Però come vedete a nord sono molto frammentati, si fanno guerra tra di loro, quindi per noi è tutto grasso che cola. Qui abbiamo un piccolo aiuto con il generale Labaros, che è il nostro, diciamo, come si può dire, la nostra città, il nostro insediamento cliente, quindi uno stato cliente che ci dà, diciamo, un po' di protezione da questo lato qualora venissimo attaccati dai Suebi. Speriamo non avvenga mai questo attacco. Comunque poi le sponde del Danubio ci danno sicuramente una notevole protezione, però insomma, diciamo che la situazione è un po' questa. Allora, adesso scendiamo nel terreno. Che cosa ho deciso? Nonostante, diciamo, vi avevo nella scorsa puntata, ci eravamo lasciati col discorso, ma cosa facciamo? Attacchiamo Ankara o attacchiamo Sinope con questa legione e poi da qui avanziamo? In realtà voglio utilizzare una tattica differente. Siccome qui abbiamo tre legioni che non hanno nulla a che fare, cioè nel senso non hanno, diciamo, motivo d'essere così tante, anche perché io non voglio espandermi verso Tyros perché ho paura che ci sia un attacco da parte di Nabatene alla nostra città, anche se Nabatene adesso ce l'ha un po' con Kush, perché come vedete Kush è riuscita a sbarcare dall'altra parte. Quindi diciamo che ha altri problemi, però io non voglio esagerare andare a Tyros, anche perché a Tyros era pieno di truppe. Adesso andiamo a rivederlo, fa nulla la parte nord, ecco vedete. Quindi io con tre legioni sarebbe veramente difficile riuscire a conquistare Tyros. Certo, c'è da dire che la Cappadocia pian piano sta sparendo, perché ha perso la sua città, diciamo, natale, se l'è presa Pergamon. Però insomma non è proprio la migliore situazione. Mandiamo la spia qua, vediamo un attimo cosa. Ok, ci rivela Antiochia che non c'è nessuno. Ok, va bene. Quindi io direi, siccome tanto l'attacco a Tyros non lo faremo e neanche a Salamis, perché non abbiamo comunque una flotta preparata, e anzi adesso la flotta la andiamo un po' a rinforzare perché la devo far uscire in mare. Ci prendiamo delle quadrireme d'assalto, almeno due, poi dopo vediamo.
Dicevo, siccome non andremo qua, io ho intenzione di prendere la nostra legione, che non è proprio pienissima, ma va bene così. E la facciamo... Questo non posso evolverlo. No, probabilmente perché non sono nella situazione cavalleria. La rinforziamo, anzi... La portiamo qua perché io voglio farla andare in mare. Quindi la portiamo... no, 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 subisce danno. Wow, le paludi qua ci sono. Quindi la lasciamo in questa zona. E qua gli diamo la capacità di prendersi un po' di truppe. Cioè andiamo a rinforzare fondamentalmente la capacità. Andiamo a rinforzare. Allora io direi sicuramente un paio di cavallerie ci servono. E quindi siamo già a 18. E poi andiamo di corte legionarie, perché qua non posso più reclutare nessuno. Un paio di corti riesco, ok. Perfetto, non sarà una legione fortissima, ma la settima Concordalis può benissimo attraversare il mare, scortato, arrivare a Side, e queste legioni potranno così spostarsi e commettere diverse prodezze. Qui abbiamo la nostra spia, che secondo me non ha bisogno di andare in questa direzione adesso come adesso, ma si sposta verso quest'altro frangente. E prendiamo la nostra legione, che comunque sta subendo un po' di... diciamo... sta subendo un po' il... come si dice, ragazzi? Il malus, c'ha un po' di pestilenza, ecco, che gli sta rompendo le scatole. La spostiamo. E guardate, già che ci sono, vado a fondere proprio le cavallerie. Quindi ci teniamo solo cavallerie da movimento, quindi solo cavallerie che colpiscono dalla distanza. Potrei per assurdo reintegrare uno di questi, ma non credo che lo farò. Non credo che lo farò. Anche queste ne lasciamo poche. Magari sarebbe bello metterne un'altra, giusto per avere un tiro fisso di unità in più. Ci mettiamo 2 corti legionarie e dai, un tiro fisso, in modo tale che la cavalleria sia molto più sproporzionata, sbilanciata su queste unità. Oppure tolgo uno di questi e vorrei prendere questo, però mi sa che non posso più farlo. Mi sa, esatto. Allora vado a prendermi... Vediamo delle truppe. Questo cos'è? Sto cavallino qua. Furtività durante la campagna e incoraggia. È interessante come abilità. Allora io direi... o un legionario corazzato potremmo prenderci, però ne abbiamo già abbastanza, a dire la verità. Oppure... non è che c'è molta scelta qua, siamo un po' poveri di scelte. Oppure un'altra cavalleria, e vado un po' più sulla cavalleria, dai. Andiamo un po' sulla cavalleria. Qua abbiamo già esaurito praticamente tutto il denaro, maledizione. Maledizione. Vabbè, pensavo di riuscire a fare più roba. Va bene, comunque questo è il nostro obiettivo. Non grandi movimenti per noi. La flotta, secondo me andare a cercare l'1 contro 1 non è il caso, anche perché loro non arrivano nella nostra direzione, arriverebbero massimo qua. Anche qui non rischiamo per ora, quindi la nostra flotta ha comunque il tempo di rinforzarsi. Ma vabbè, più o meno, più o meno. Io direi che questa invece la spostiamo qui a nord, in difesa della città di Odessos. Esatto, perfetto. Questa legione invece si sposterà ad Anteia, e poi ci pensiamo a cosa fare. Io direi che così è ottimo, e potremmo anche passare il turno. Cosa dite? Andiamo avanti col turno, incrociamo le dita, perché adesso non si scherza più. Ecco gli egiziani che ci provano. Hanno passato il fiume. E vedo anche delle unità molto pesanti, cioè tante unità sopra ad Antiochia. Egiziani pochi, ma tutt'altro che vinti, anche Rodi entra. Mamma mia, anche Rodi entra in guerra contro di noi. Anche Rodi, signori.
Un altro nemico affiancati ovviamente da loro, figurati, neanche farlo apposta, e da questi che dovrebbero essere, esatto, questi qui. Wow. Wow, un altro nemico. Tra l'altro Rodi c'ha anche delle belle armate, come possiamo vedere. E anche una flotta considerevole. Aumenta il numero di nemici che ci vogliono fare la pelle. Ok, grado aumentato del generale. Un po' di logoramento, banditismo. Adesso non so se sia il caso. Ah, qua abbiamo scontentato la plebe e patrizi indifferenti. Bene, non prendiamo neanche niente di risorse, andiamo bene. All'estate perdiamo una mazza, vabbè. Allora, qui una spia nemica, maledetta, pussa via. Qui vedo che hanno messo qualcosina. Qua non vedo una mazza, ma devo prendere la mia e ritornare indietro. Ok, qua dovrei riuscire a vedere. Ah, ok, perfetto, vista. Ok. Qui stanno costruendo la città, un po' di difese. Non sono grossi per ora. Il problema è che qua non vedo cosa ci sia qua. Potrei spostare la legione lontano dalla città, ma come vedete abbiamo un po' di problematica da gestire. Questi sono imprendibili, però se le stanno sulle montagne. Insomma, aumenta la difficoltà. Aumenta la difficoltà. Aumenta la difficoltà. Intanto continuano a spawnare le mie costruzioni, però insomma anche tanti soldi che fuoriescono. Qua potremmo effettivamente dare battaglia. Siamo ancora in una situazione deprecabile, purtroppo. Potrei unire questi fra di loro e dare appunto battaglia. Attaccare con un numero un po' più basso di uomini. Qua non vedo truppe, quindi secondo me si potrebbe fare. Si potrebbe anche andare a attaccare qua la città di Olbia. Peccato che io non ci arrivi. Dobbiamo stare attenti, qui un altro ammiraglio. Già 2 flotte, quindi questa già, vabbè, questa non è proprio una flotta, però. Ragazzi, è un bel dilemma, è un bel dilemma. Io tra l'altro non ci arrivo, quindi ho bisogno di avvicinarmi un po'. Sempre protetti. Siamo protetti alla città, sì, siamo protetti, però devo vedere se riesco con un singolo attacco ad arrivare là. Però, boh, non sarà facilissimo. Certo, il fatto di avere questa legione in questa zona la potrei mettere ad Odessos in protezione. Dai, la mettiamo ad Odessos. E allora con la nostra flotta ci spingiamo un po' più in là. Un po' più in là, andare a disturbare il nemico. Potrei andare ad attaccarlo anche sulla parte del commercio, però no, non lo facciamo. Ci mettiamo qui, secondo me è una distanza abbastanza di sicurezza. E vediamo il prossimo giro se riusciamo ad arrivare in questa direzione e magari muovere un attacco. Tanto qui adesso si è protetta, quindi ci siamo. Qui vediamo se siamo a portata di tiro, sì, di Sinope. Allora andiamo verso Sinope, fondiamo un po' di truppe in modo tale da averle abbastanza messe bene. Questa, mamma mia, corte d'aquile, mamma mia, anche il generale, brutta situazione. Cavalleria più o meno c'è. Vabbè, non è che siamo proprio un fiore, però proviamo l'attacco a questo punto su Sinope, almeno lo mettiamo sotto pressione. Ci dà comunque vittoriosi, ci sono le navi, le imbarcazioni, ma potremmo provarla effettivamente. La rimandiamo al prossimo gameplay probabilmente, che vedo che già sono quarto d'ora che registro. Non lo so, vediamo. Allora, qui la situazione rimane appunto stabile. Qui abbiamo detto la legione deve prendere il largo. E wow, solo qua. Wow. Mi conviene portarla qui a questo punto. Qua il percorso è un po' più breve, però. Dai, facciamo così allora.
E andiamo via con la legione, belli freschi. E il nostro obiettivo è il porto di Side. Wow, ci vorranno ancora tantissimi turni. Porca miseriaccia. Porca miseriaccia, non bene, non bene. Intanto facciamo uscire la nostra flotta di accompagnamento e ci prendiamo qualche altra esarema. Ci prendiamo un esareme per fare brutto. E cosa facciamo? Quadrireme d'assalto. Quindi arriviamo a 12 unità. Qui siamo abbastanza messi bene. Non siamo né troppo da un lato né troppo dall'altro. Qui ci sarebbe da sbloccare un po' di truppe. Però non ho tanti soldi. Allora vediamo qua punto di vista. Ok, ci sono sempre loro. Qua mi manca un esercito. Mi sa che, guardate qua, mi sa che sono questi qui che si sono spostati. Ok. Allora facciamo il giro a questo punto. Andiamo su. Qui l'abbiamo già mossa la spia. Va bene. E cosa ci rimane? Cosa ci rimane da fare? Niente in realtà. In realtà niente. Allora ci avanzano 2000. Con 2000 si potrebbero fare un po' di cose. Però quello che voglio fare io è andare a potenziare la flotta ancora. Non da tiro ma d'assalto. No, peccato. Mi avanzano. Vabbè. Questa è da inseguimento. Non è che me ne faccio molto. Calderone con bireme. Trireme da tiro. Ah, trireme da tiro potrebbe essere una buona soluzione. Però ne prenderei una. Che cosa ho? Trireme da tiro. Ne ho due. Ma no, dai, non andiamo a prenderla. Ci teniamo i soldi. Ah, lui è migliorato. Ottimo, vediamo. Più 3 crescita per turno. Più 6 al morale per tutti in unità degli eserciti locali. Più 9 al reintegro. Non male. Non male. Meno costi di mantenimento. Ottimo. Che poi non ci ha cambiato la vita, però va bene. Più pressione fiscale. Ottimo. E più realtà ai partiti, dai. Ok, quando è schierato. Ok, il resto lo lascerei così onestamente. Qui era rientrata la unità, sì, era qua, perfetto. Quest'altra era qui, magari la tiriamo fuori, la mettiamo qua. Così in città sono un po' più tranquilli, esatto, abbiamo un +1. Anche qui possiamo far salire un po' la capacità di movimento e lo facciamo, gli diamo autorità. Ah, questa è bella. Questa va sull'assedio. Chi potrebbe fare il paio con l'attacco. Non sarebbe male. Dai, facciamo l'attacco e poi ci prendiamo un'altra d'attacco. Ci prendiamo esperienza o abilità offensiva corpo a corpo, direi questa. E poi ci facciamo anche un po' di assedio perché questa poi dovrà andare a nord. Ah, che belle qua le piazze di questa città. Bellissime. Allora, fatemi vedere. Potremmo giocarci l'attacco a questo punto. L'ultima cosa che ci rimane. È l'ultima cosa che ci rimane. Abbiamo 900. Vediamo se posso spenderli per qualcosa di utile. Ma mi sa di no. No, costa tutto più di 900. Allora, però con l'attacco ci potremmo prendere Sinope e potremmo anche prenderci parte del denaro. Qua bisogna stare attenti, però non sembra che vogliano attaccare. C'è questa di difesa. Questo esercito, il potere di Aracle. Dai, allora attacchiamo e ci prendiamo la città. Dai, ce la vediamo in questo turno. Ci dà favoriti, però non troppo.
non troppo. Dai, ce la giochiamo, vediamo un po' come va. Ok, iniziamo con l'asciutto, iniziamo lo schieramento, anche perché i nostri cavalli devono poter correre liberi sul terreno. Città molto tranquilla, bella tra l'altro come la conformazione della città. Vediamo cosa riusciamo a fare. Qua purtroppo non riusciremo a passare. Potremmo effettivamente attaccare da questo lato e poi con la cavalleria fare il giro da quest'altro. Dai, proviamo. Quindi cavalleria la mettiamo qua. No, ai lati ci mettiamo le nostre 2 cavallerie con il tiro. E qua ci mettiamo il rimanente della legione, che la metteremo su questa parte un po' più alta. Bene, mi piace questa cosa qua. Quindi qua ci mettiamo il tiro. Prima linea. Seconda linea. Terza linea. La facciamo un po' più sfasata perché deve aiutarsi. E qua ragazzi, qua c'è da piangere perché non ho delle truppe forti. Iniziamo la battaglia. Occupiamo subito l'altopiano. Posizione di vantaggio sicuramente sul nemico, sperando che i rinforzi nemici si stanno avvicinando. Dove? Ah, non si sa. Probabilmente sono in mare. Ok. Qui abbiamo una situazione un po' così. Prendiamo la nostra cavalleria e facciamo gruppo di selezione e andiamo in avanti. Qui ci sono un sacco di brutte persone da flagellare. Sì, ma ragazzi, vi dovete muovere però, Forza. Forza. Eccoli qua, guardate che belli. Guardate che belli. Bellissimi. Molto medio orientali, bellissimi. Bellissimi. Andiamo avanti. Qua cosa vogliono fare? Vogliono tenderci un attacco qua, Attenzione. Ok, sono entrati nel giro. Vabbè, qua li stiamo massacrando. Ok, ci giriamo. Ok. Ok, questi se ne vanno, perfetto. Loro possono andare a rompere le scatole, tipo questi. Torniamoci in questa posizione qua. Ok. Ragazzi, non fatevi cogliere impreparati, mi raccomando. Square e square. Un po' più indietro voi. Ok. Ok, si sono fatti prendere dallo square formation. Ok, attenzione. Stiamo già occupando il centro cittadino, tra l'altro. Ok, cavalleria se ne va. Ah, loro hanno ancora il tiro a disposizione, quindi li facciamo mettere così. Tornano indietro le cavallerie, attenzione. Non fatevi fregare. Attenzione. Bene, ci passeggiano davanti. Qua continuiamo a fare dei danni considerevoli. Attenzione a questi che non mi piacciono mica. Facciamo un cerchio con al centro il generale. Ok, qui ci siamo andati. Ok, sono andati in rotta.
Ok, facciamo proprio una formazione del genere. E ci difendiamo in questo quadrato. Tutto un nemico che ci viene addosso, devo dire. Attenzione. Intanto abbiamo occupato, ma non riusciamo a prenderlo. Spostiamoci di qua. Attenzione. Attenzione. Guarda che infami vanno sul mio generale, che viene preso alle spalle, ma intercettato adesso dai legionari. Vai ragazzi, chiudetevi. Chiudetevi. Ok, qua la cavalleria è stata fatta fuori. Ok, voi qua. Forza. Voi ragazzi non avete più frecce da tirare? No, non ce l'avete più, maledetti. Vai, giriamoci. Andiamo a dare fastidio. Qua stiamo colpendo. No ragazzi, dove andate? Dove andate? Dove andate? Andiamo su questi, dai. Andiamo su questi. Io ho ancora tra l'altro le cavalleria qua, allora la posso utilizzare. Me ne stavo dimenticando. Ok, iniziamo a giramento. Il mio generale dove è finito? Ah, mi sono spaventato, cavoli. Dicendo, io me l'hanno fatto fuori. Ok, prendiamole alle spalle. Ok, perfetto. Questi fatti fuori. Adesso facciamo fuori anche gli altri. Sono piccoli, però van bene per la nostra cavalleria, che non è fortissima. Allora, qui abbiamo il tiro. Devo andare a raggiungere questi, quindi ci mettiamo qua. Ok, è tornato il mio generale. Adesso la situazione è un po' più tranquilla. Niente, attacchiamoli così. Poi andiamo avanti. Qua si ritirano, ma noi dovremmo riuscire a intercettarli. Dovremmo. Eccoli qua gli arcieri, via. Anche tu. E tu. Ok, questi li abbiamo presi. Qua continuiamo a fare danno. Qui ancora. Vediamo se riesco a... Ok. Ok, continuiamo a fare danno. Perfetto, qui siamo in superiorità numerica. Perfetto, adesso qua ci giriamo e affrontiamo questi. Idem qua, ci spostiamo. Anzi, sì, no, voi qua, assolutamente. Voi invece aiutate a fronteggiare queste lance qua. Voi avanti. Ok, attenzione qua al tiro, perfetto, ritiriamoci. Ritiriamoci prima di subire troppi danni. Ok, qua abbiamo stoppato i loro rinforzi. Cavalleria indietro. Qua. Ok. Spostiamoci di qua. E poi attacchiamo il nostro generale qua dal dietro. Ok, ci tirano. Dai, dentro tutti. E chi si è visto si è visto. Voi mettetevi qua ragazzi. Facciamo un'altra carica. Non mollatemi, per favore. Non mollatemi. Piuttosto uscite dal ok, no. Ok. E adesso dentro ancora. Anche se li perdo fa niente. Ok. Attacchiamole alle spalle. Qua la cavalleria si deve sganciare. Ok, qui le due legioni hanno fatto il loro lavoro, i due manipoli. Secondo fiato.
attacco. Vai. Forza, schiacciateli. Qua, ottimo. Ottimo. Qua come siamo messi? Perfetto, ce li siamo fagocitati. Ora qua. Voi così. E poi via contro le lance. Non ci si pensa due volte. Può darsi che siano anche girati. No, non è vero. Ok, qua li abbiamo vinti. Perfetto. Forza. Facciamo un bel giro. Qua fatto il panino. Andiamo subito ad attaccare. Poi no. Poi sì. Ok. Perfetto, qui li abbiamo fagocitati. Ottimo, ottimo. Sono curioso di vedere le vittime a fine. Questi qua allora a questo punto. E anche voi qua a questo punto. Curioso di vedere le vittime a fine partita. Quante ne abbiamo fatti fuori, perché secondo me ne abbiamo fatti fuori un bel po' loro. Vero che erano anche di guardia, di difesa, però comunque non è stata malaccio, dai. Non è stato malaccio. Usiamo la cavalleria qua dietro per ricordargli di guardarsi le chiappe ogni tanto. Ma mi sa che non ce la facciamo, perché sennò dovremmo caricare i nostri. Il generale loro rimane combattivo. Ma fa nulla. Magari uno lo posso... Ok, ok, stanno lampeggiando, perfetto. Ok, qua si sono sciolti. Andiamo a prendere con questa cavalleria. Questi vanno qua. E tutti gli altri a panino, proprio senza neanche pensarci, su questi. E li facciamo soffrire così. Vai. Andiamo avanti e guardate, collassano a breve. Guardate il marasma, la mischia. La mischia, volevo solo farvi vedere. Guardate, circondati completamente. Mamma mia. Questo nucleo qua di uomini completamente circondati da romani. Un massacro, un massacro. Va bene. Terminiamo la battaglia, non abbiamo bisogno di andare avanti, quindi usciamo dalla battaglia. E anche questa, ragazzi, l'abbiamo portata a casa. Ottimo. Ok, signori, dai. Una città ce la siamo conquistata. Tra l'altro che città, perché Sinope è molto importante. C'è il commercio del legno che è estremamente importante. L'andiamo a occupare? No, l'andiamo a radere al suolo. E ci siamo presi un porto importante, che sarà anche un po' difficile da difendere da Olbia, però ce lo siamo preso. La prossima città è Trapezus sulla lista, che potrebbe... Ah, guarda, guarda qua. Wow, macchine d'assedio. Guerrieri potentissimi a quanto pare. Cioè comunque fighi da vedere. Poi non lo so se sono così forti. Allora io direi... Ah, certo, perché dobbiamo... Certo, dobbiamo ricostruire la città. Adesso non abbiamo il grano per poterlo fare. Vabbè. Siamo comunque a un +7. Non male, non male. Questi li vado a unire, perché tenerli separati non ha senso. Se ci attaccano saranno subito sacrificabili. Sacrificati, anzi. Che non resisterebbero neanche a un attacchino debole. E niente, il prossimo obiettivo è prendere Ankara. Ankara, che ci consente di difendere Nicomedia in maniera abbastanza positiva. Chissà quando questa legione riuscirà ad arrivare, perché ci vogliono veramente, che miseria, veramente tanti turni per arrivare a Side. Però sempre che non rischiamo di venire assaltati in maniera brutale dalle flotte che ci sono nel Mediterraneo. Va bene, signori, grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo ad un prossimo gameplay. Comunque dai, pian piano vediamo anche che stiamo attaccandoli. Loro sembrano in difficoltà, però guardate quante ne hanno, eh. Ne hanno tante, veramente tante di eserciti. Non sono forti come i nostri, però ce ne hanno, perché ce le hanno. Va bene, signori, grazie per essere rimasti con me, alla prossima.